amici, oggi vi presento Eleven Plus, un progetto sportivo molto utile, studiato e testato agli inizi del 2003, sviluppando un programma di prevenzione degli infortuni per calciatori dilettanti, in parte utilizzato anche per giovani promesse dei settori giovanili. L'efficacia di questo programma è stato sancito da uno studio condotto in Svizzera. Eleven Plus infatti è un programma completo di riscaldamento nato per ridurre l'incidenza degli infortuni nei calciatori di entrambi i sessi aventi età pari o maggiore ai 14 anni. Inoltre tale progetto è stato sviluppato da un gruppo internazionale di esperti e la sua efficacia è stata dimostrata da uno studio scientifico condotto nel 2008 in Norvegia. Le risultanze di questo studio hanno evidenziato come la pratica almeno bisettimanale determini una riduzione dal 30 al 50% della frequenza degli infortuni nei giocatori delle squadre che lo hanno praticato. Il programma consiste in 3 parti separate per un totale di 15 esercizi che dovrebbero essere effettuati nella specifica sequenza all'inizio di ogni seduta d'allenamento. È bene prestare totale attenzione alla corretta postura e al buon controllo del corpo, incluso l'allineamento delle articolazioni degli arti inferiori e che il ginocchio sia posizionato sopra la punta dei piedi e alla fase di atterraggio che deve avvenire in maniera morbida. Exercise 1. Running straight ahead. Jog straight to the last cone. Make sure you keep your upper body straight. Your hips, knees and feet should be aligned. Do not let your knees buckle inwards. Run slightly more quickly on the way back. Do the exercise twice. Siamo nella prima parte tecnica, esercizi di corsa, intensità combinati con esercitazioni di stretching attivo e di contatti controllati con i compagni d'allenamento. all because of you. You brought me laughter,
all because of you. You brought me joy. It's all because of you. You brought me laughter. It's all because of you. You brought me joy. Seconda parte tecnica, 6 serie di esercizi ciascuno con 3 livelli progressivi di difficoltà che hanno come obiettivo quello di sviluppare la forza dei muscoli stabilizzatori della zona addominale pelvica, l'equilibrio, l'abilità pliometrica e l'agilità. La parte tecnica, esercizi di corsa moderata e alta intensità combinati con movimenti di arresto e cambi di direzione. Sound improvement by Deep 46 Blue.
progressione a livello superiore, i calciatori dovrebbero iniziare con il livello 1 e passare al livello successivo di un esercizio quando sono in grado di effettuare l'esercizio per la specificata durata e numero di ripetizioni senza difficoltà. La preparazione del campo. Il percorso è composto da 6 coppie di coni in parallelo posti a circa 5-6 metri l'uno dall'altro. 2 giocatori così iniziano contemporaneamente dalla prima coppia di coni, correndo lungo la parte interna del percorso, effettuando i vari esercizi all'interno dello stesso. Dopo l'ultimo cono i calciatori proseguono la corsa tornando indietro lungo la parte esterna dei coni. Nel ritorno la velocità può essere progressivamente aumentata con il procedere degli esercizi. Levanta a mão pro ar e deixa o pé arrastar. Mãozinha na cintura, quero ver você dançar. Todo mundo vai cantando, o coração acelerando, dançando e rebolando sem parar. E quando o sol raiar, a alegria vai chegar. Todo mundo vai dançar, a vida vai brilhar. Quando o monte conquistar, oh, no samba do Brasil. Tropical samba do Brasil, sensacional samba do Brasil, é mundial samba do Brasil, fenomenal samba do Brasil. Entra no movimento, galera, vamos pirar. Vamos curtindo essa onda, ninguém pode negar. Todo mundo vai cantando, todo mundo vai pulando, dançando e rebolando sem parar. E quando o sol raiar, a alegria vai chegar. Todo mundo vai dançar, a vida vai brilhar. Quando o monte conquistar, oh, no samba do Brasil. Tropical samba do Brasil, sensacional samba do Brasil, é mundial samba. Eleven Plus è un programma d'allenamento adottato da moltissime società di calcio dilettantistico e giovanile, con moltissimi educatori che ne apprezzano fortemente i risultati. La società sportiva antiochense, con un settore giovanile ormai consolidato, composto da circa 120 bambini di varie fasce d'età, guidato dal responsabile tecnico Pietro Garau, ex calciatore professionista, coadiuvato da una serie di collaboratori ed educatori che con il loro impegno giornaliero cercano di formare queste giovani speranze del mondo del calcio. Simone Soggiu, uno degli educatori della società dilettantistica antiochense, predilige l'utilizzo di tale programma
estrapolando diverse esercitazioni che lo compongono, utili per queste fasce d'età per aiutare a curare l'aspetto coordinativo e motorio dei ragazzi. Gli esercizi che il protocollo propone sono piuttosto comuni, la novità è averli inseriti in un programma razionale, semplice ed attuabile. I've paid my dues, time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes